Allora, presenta Buon Ferragosto! C'è da mangiare e casa vostra di Luigi! La stazione! Piangiamo un cuore che disperazione! Ma ricordava me, 5 sorelle, buon Ferragosto anche a voi! Dentro Borgoville la candela, Barletto della sede sopra a guadagnare chi figli un stuzze pane, dalle si figlia meglio esattamente. Buongiorno Anna, buongiorno Tania Tubio! Pensa a tutto quello. Via! Barletto così bella quando piove, accanto alle corsa sale nuova, si ferma la turista nel sale. C'è bello sto paese, bella sé. Buon Ferragosto a tutti quanti voi che state a Barletta e in tutte le città del mondo. Spero che vi divertite e vi accompagna il sole, anche se una giornata un po' grigia, purtroppo cari amici, il problema del maltempo non fa niente per quello che è successo a Genova. Siamo seri ora, il maltempo è una cazzata per quello che è successo a Genova. Siamo nel 2018 e qui lo Stato non vuole capire che deve fare le manutenzioni, specialmente sulle autostrade dove la gente paga fior di quattrini. Non esiste che uno sta guidando per una meta, per andare a trovare i cari, per andarsi a fare un bagno e deve morire, ma non per un incidente, per un ponte che cade. Cioè, è veramente assurdo, cari amici, è veramente assurdo, ma veramente assurdo. Ciao Raffaele Rizzi, buongiorno, come va il tuo B&B? È tutto pieno? B&B Eraclio. Buongiorno Michele, io con te sto un po' arrabbiato. Dicessi che mi dovevi venire a trovare e non sei venuto a trovarmi. Nel tuo paese, non nel mio paese, nel tuo paese. È peccato, è peccato. Caro Michele, sì, hai ragione, vergogna, ma la vergogna questi qua non neanche la conoscono, perché come sempre dico che quel bastardo di Dio denaro, pensano più a incassare che a dare, però ragazzi siamo pronti. Ve lo posso garantire questo, siamo pronti a una guerra, perché la gente si è schifata davvero. Ciao P! E ora che dire amici, si parla sempre di fare un cordoglio per questa. Voglio dire, ora si spendono tante bellissime parole, ma perché veramente che si spendono bellissime parole perché giustamente ti do il cuore
sentire queste brutte notizie. Poi parliamo anche del terremoto che c'è stato ieri, che sta andando in secondo ordine di notizia importante, perché grazie a Dio non è successo niente per il terremoto che abbiamo avuto ieri, ma se la dobbiamo dire tutta, ragazzi, noi il mondo ce lo stiamo distruggendo a picco a poco, ed è bruttissimo. Ed è bruttissimo, cari amici, ed è bruttissimo. Che dire, amici, io vorrei parlare tanto di belle notizie, di belle cose, ma molta gente oggi è nervosa, specialmente quelli dei lidi, che purtroppo con questa pioggia hanno avuto un bel danno economico per quanto riguarda l'affluenza, che a Ferragosto diciamo che è il giorno che si lavora di più. Purtroppo non sono questi i veri problemi sono quelli che è successo a Genova, i veri problemi sono questi. Ora siamo quasi al B&B del nostro amico Raffaele Rizzi. Vedi, ha preso la maglia, vedi? Buongiorno! Bellissima. Sei il cugino di Pino Di Bari? No, sono amici di Pino. Da Rimini. Sì. Buona giornata. Grazie. Ciao signora, ci vediamo. Queste sono le cose belle. Baraonda. È vero. Il 24 non so se stai a Barletta. No, se ne vanno domani. Ah, peccato. Il 24 facciamo una bella serata. Ciao, ci vediamo domani mattina. Ciao signora. Ciao, buona giornata. Buongiorno. Maria. E Maria. Hai ragione. Purtroppo è un problema grossissimo. Va bene. Grazie. Mannaggia. Buongiorno. Quando è meglio a Barletta per Infatti dicevo, Raffaele, no, non sono questi i problemi. No, I problemi sono quelli che. Io ieri mentre guardavo la TV mi trovo la pulita, veramente ti giuro sul bene dei miei nipoti. Vabbè, io non l'ho notato perché molta gente stava fuori. Io stavo ballando, stavo al Cuba e infatti nessuno se ne accorge. Comunque è stato. Che deve fare? Sei in diretta, eh? Sei in diretta! Ti ha visto tutto il mondo. Perché la musica. Chi è? Boh, non l'hai vista ancora. Vabbè, sono tutti amici. Attenzione! Però quello vedi che sto facendo manovra di quelli. Da quando? No. Dai. Niente. Poi ci mancherebbe. Cioè vedi che sta a fare tra me, stava zacchiando. Allora, com'è? Dicevo una bruttissima, sempre bruttissime notizie. L'unica cosa che mi dispiace di questi eventi, come noi li abbiamo vissuti sulla nostra pelle. Infatti sono andato sotto alle 5 sorelle. Oggi metabolizzavo un po' di cose. L'Italia è fatta di parole, purtroppo. È vero, però infatti io quello dicevo, è inutile scrivere belle. Basta ricordarti l'evento dei treni, ma tu pensi che quella cosa ha cambiato qualcosa? Niente. Non ha cambiato assolutamente. È successo a Torino, è successo a Milano, è successo un altro treno che è deragliato, non sono successi mai, sono successi. Ma perché? Intanto noi abbiamo la linea chiusa, i morti che sono morti, le persone che non hanno ancora avuto un processo. Io dico solo una cosa, se quello che hanno detto ieri i ministri è vero, che si devono dimettere tutti i vertici di autostrade italiane e tutte quelle persone che sapevano
perché oggi sono bravi quelli che stanno. Io non sto facendo Allora, politica. io non sto facendo politica. no. Cioè, Allora, a me dà fastidio che chi ha governato deve andare in Parlamento e deve parlare e dire quello che stanno facendo chi c'è adesso. Tu cosa hai fatto prima? Niente. Quindi sapevi di questa situazione, Sì. perché non l'hai limitata, non l'hai chiuso quel ponte. Allora, io se vai via Andria è una cosa spaventosa. io ti voglio dire che a proposito, io quando facevo i buongiorni con il mitico Franco Di Miccoli, Sì, che mo lo chiamo un latitante. No, si fa sentire. Lo so, c'ha da fare. Forse prima lo vedevi più tu e meno io. Adesso lo vedo più io che tu. Io lo scherzo, la butto là, la metto sullo scherzo. Franco è diventato infatti, il mio prototipo di. Come dire? E lui, il buon Franco, caro Nello, mi diceva sempre, ma sai quanti ponti se non vanno a fare la manutenzione quando ne cadranno? Ma è normale. L'ha detto, e quando lo dice un ingegnere. Cos'è che sta contro lo Sinzo? Non me ne portato. Perché contro lo Sinzo? L'hanno tolto. Sì, l'hanno tolto perché c'era il cedimento della strada. Era un controsenso momentaneo. Infatti, non pensavo che. Lei lo stavo dicendo, i ponti sono nati negli anni 50 e 60 per portare un determinato peso. Sì. Non esistevano camion di grosse stazze, non esistevano auto di grosse stazze. Devi modernare. Cioè, dico io, sono stati progettati per quella determinata situazione di vita e queste determinate situazioni di trasporti. Adesso non c'è più la possibilità. Cioè, se un ponte in una bufera sta pieno di acqua, di persone ferme, di camion. Ieri vedevi un camion pieno di balle d'acqua. Che sai quanto pesa un camion di quelli? Sì. È una cosa assurda vedere Barletta con gli ombrelloni chiusi per la desolazione assurda. No, il 15 agosto poi. 15 agosto. Aspetta. Io sotto l'aspetto turistico diciamo che aspettiamo questo periodo per riempire le strutture, però noi siamo fortunati sotto un altro aspetto che la gente quando viene ha il tetto, invece questi qua aspettano queste giornate per guadagnare per 3 volte quello che... Ecco la Vicky in diretta, la nostra... La Vicky non sta sta a Treviso, stasera arriva. Stasera arriva la Vicky. Stasera arrivi Vicky? Vicky arrivi stasera o già ci sei? Io ho vinto te questa Barletta. Barletta? Ah, si è trasferita a Barletta. È la nostra madrina di Barletta adesso. Bello il buongiorno, Ferragosto è stato piccolo. Antonio Piccolo, buongiorno pure a te. Ma si perché un freddo, ma oh ragazzi. Però stanno le persone. Sì, vabbè, ma perché quelli fa che caldo. si ostinano e già forzati per questo. Mannaggia. Si ferma la turista Nezza. Io perché. No, io è verde. Ah, ieri è verde. A lui è rosso. Appunto. No, è rosso ancora perché poi si girano a destra e a sinistra. Ah, c'è una gente. Invece di darsi, insomma lo stesso. Vedi, questo deve girare, deve aspettare il pedone, non deve aspettare. Che è verde. No, per esempio oggi mi dispiace per quei ristoranti che... I ristoranti al chiuso lavoreranno. Ciao Rino! I ristoranti tutto prenotato. Forza Napoli! Loro non passano, loro... Sono passati. Vabbè, sono in emergenza. Sì, c'era qualche emergenza, no? Io voglio precisare, no? Per Sasare sei, signore. Buongiorno a Raffaele Papeo, il mitico tifoso barlettano. È un grande. Raffaele Papeo, ti voglio bene, Raffaele Papeo. È venuto al club, gli ha dato la maglia, è venuto con la sorella. È un signore. Stavo dicendo al di là che è Juventino, ma è un bravissimo. Le forze dell'ordine, io sono stato nelle forze dell'ordine. Che bello, ragazzi. Ma vedere così è stupendo. Qui c'è poco. Io c'è poco, andiamo dietro, che è più bello. Che no, è più alto dietro i cipponi. Quando stavo io nelle forze dell'ordine, nell'arma, le emergenze non venivano. Non avevi l'obbligo dell'emergenza per passare con un rosso, in un sì, lo so. Perché purtroppo è una questione di secondi quando infatti, accade qualcosa. Lo so. E quindi quando le persone, è vero che
ci sono determinati agenti che abusano della divisa, mettono in divieto di sosta, vabbè, quelle sono stanno cazzate. facendo anche loro il loro lavoro, però alla fine non è che noi dobbiamo prendere esempio da loro. No, assolutamente, però loro dovrebbero dare l'esempio, come il fatto delle cinture di sicurezza. Loro ce le hanno, mica le mettono. Ma loro dice che non le devono mettere. Non le devono mettere assolutamente, però ce le hanno nelle macchine, però sono dotazioni. No, perché dice che è roba di secondi. È roba di frazioni di secondi. Fino a quando tu arrivi alla C, ogni tanto qua c'è poco. Ma il telefono è scoppiato. No, ogni tanto mi bussa e dice oh! Quale mare se te non può? Allora ci vediamo nello sabato al Mao. Questo ha chiuso proprio, Lello. Vabbè, dice che non era pronto, ecco perché per i servizi. Per esempio, io dico sempre, un bagno mi sono fatto a Barletta, vedi? Cioè, oh, ma è possibile a me? Cioè, è possibile a me? Lello, io non posso sputtanare, scusatemi il termine, la mia città. Vabbè, ho capito, perché però la nostra città la dobbiamo preservare, la dobbiamo venerare, ma la mano pure a Fengol per colpa di qualcuno. Pensare, mia nipote piccola ha bagnato i piedini a mia sorella, a mia bambina, a mattinata, mia nipote è stata una settimana in ospedale. Sì. Perché ci sono campeggi, città, stiamo allora, tutti nella stessa barca. Allora, quindi a noi l'aspetto dell'inquinamento è più vistoso. Agosto 24, sì. È cambiato uno. No, vabbè. Io quello che dico, cioè, mancano, come al solito, i servizi. Vedi questa gente. Scusate il termine, ci va a pesce, dove a pesce, discepolo come in barlettano, dove deve andare a urinare? Una turista russa. Ma ti rendi conto, dai? Vedi? Ci vogliamo rendere conto? Vedi? Mamma mia. Questa ci ha fatto una recensione negativissima. Ma è normale, Scusa, ma mancano i servizi, Raffaele. Cioè io ripeto, se uno deve defecare, urinare, ce l'ho detto in italiano così non fa nessuno cafoni, dove deve andare? Nel mare. Ah, È bellissimo. Comunque lo sai che questa siepe è una siepe fatta apposta per recuperare la sabbia, perché prima la sabbia volava e arrivava. Infatti. E poi il mare la sabbia non ci arriva più. Comunque questa se non la tagliano è ancora meglio. Perché di solito la sistemano per farla, la rendono. Il 15 agosto vederla così, questa bellissima spiaggia. Comunque. Allora ci vogliono i servizi o non ci vogliono i servizi? I servizi ci vogliono, quello è vero. Ah, si parte dalla base. Ma è normale perché uno non ci pensa. Però tutta questa spiaggia libera, che oggi non c'è nessuno per il fatto che la giornata è quella che è. Portai mio amico l'altro ieri a fare un giro da queste parti. Ma no, che tu sai, quando spiaggia? E perché di qua sono soltanto i pomodori? E ti perché è la nostra tradizione, poi ne pomodoro. Vai al mare e poi ne pomodoro. Hanno usava chiama pane pomodoro, litorale e pane pomodoro. Quando di cosa avete? Dici, lo sai che qui è il parco dell'Ofando a partire dall'inizio. Ma non sai che cosa fare? Non puoi fare niente, il parco dell'Ofando. C'è subito. Che è tutelato. Come tutelato? Però quello mi si zappare, quello mi si tappare, quello è aspettare. Basta, ma scherzare. C'è due campeggi. Comunque io volevo dire anche un'altra cosa. Per quella critica che è stata fatta di quei frangifrutti, è vero, è obbrobriosa, è brutta. È sbagliata, però Lello, una cosa va detta, abbiamo recuperato non so quante centinaia di metri di costa, hai visto quanta spiaggia abbiamo recuperato? Perché le onde quando sbattono sulle pietre tendono a buttare in avanti la sabbia, però non la riprendono con le pietre a frangifrutti. Se tu noti, io sono passato c'era un mare di gente su quella spiaggia che prima non ce l'avevi. Il mare stava sotto le rocce che si mangiava quel pezzo di strada. Sì, su questo sono d'accordissimo. Ed è stata una cosa positiva sotto un aspetto e negativa sotto l'aspetto visivo. No, perché se la devi fare, anche perché hai speso tanti soldi. Oh, voglio, basta ma scherzare. Quanti soldi?
Che dice, leggi un po'. Agostino Porcelli, se è vero, Lello, il comune se ne frega, specialmente i politici se ne fregano della nostra città, prendono solo le tasche e basta. Non è che mi scoperto l'America, Angelo. Il problema nostro, sai qual è? Che noi parliamo solamente. Vedi questo qua per essere l'ambulanza qua. No, è è bella vedere sto fetto. Lello, però vedi quanta spiaggia abbiamo recuperato. Questo dopo magari se. Tu vai avanti, ti faccio vedere quanta spiaggia ha recuperato questo qua, questa schifezza. Vedi quanta spiaggia ci ha fatto recuperare. È vero, è brutta, quello che vuoi. Però ci mette in condizioni di avere sempre una strada, sì. Non ci mette in condizioni di avere delle chiusure delle strade che se le mangia il mare. Ma noi la strada però vedi, pure 10 metri, 3 lo so, vedi, fa gli espropri, anzi, anche se qui è demaniale non posso fare. Ecco. Però vedi quelle fa le cozze, bello? Bellissimo. Però è bello, vedi che bel tempo. Però adesso ti fermi qua, ti faccio vedere vedi quanta spiaggia abbiamo recuperato. Ah, non ci stanno, non c'era questa battigia prima, no, assolutamente, vedi qua. Questa non c'era. Quel pezzo di ex canalone stava nel mare. Vedi quanta spiaggia sì, questa è sotto alle mura. Questa è tutta spiaggia recuperata. Vedi quanta gente sta sotto alle mura, mica tu vedevi la gente qua sotto, la ricordi prima? È vero. Che stava tutta la strada che veniva mangiata dalle onde, vedi? È stato fatto, diciamo, con criterio. E se vai verso la Fiumara, vedi quanti frangifrutti hanno fatto? Sbagliati. Questa è la prende te. Vedi quanti turisti che volevano stare al mare oggi. Gente che insieme che cose temporeggia sul mare, buschi pane via, perché vedi quando spiaggia qua ti ricordi che c'è una casetta qui, sì, che c'era l'acqua, sì. Torniamo indietro, facciamo il giro dal cimitero. No, mi sa che non puoi tornare indietro. Sì, no, ci posso tornare. No, è vietato, c'è di dietro. Sì. Dal 15 giugno è di dietro ad andare, perché c'è solo la. E ora vi portiamo in campagna, cari amici. La campagna Barlettana, vedete questa è bellissima come famiglia che. Vedi? Ah, tu è buona che vai su cosa? Barlettania. Bellissimo, bellissimo. Raffaele, ti saluta Damiano di Noia. Ciao Damiano! Scusa, ma non leggiamo, io scordo. Io non vado. Ah, tu leggi. Dammi socchio una Steph. No, do Steph. Lello, Damiano di Noia. Solo parole, Lello dice. Michele Di Corato, che dice Michele Di Corato? Un grande juventino. Questa è la canzone di Barletta. E quanta canzone di Barletta sta? C'è canzone, sentiti? Lello. Ehi, ciao Rubbe, voglio. Buon Ferragosto! Michele, sono arrabbiato con te, Michele! Io vengo al tuo paese e mi vieni a salutare! A Canuta! Andai a vedere mia nipote che cantava. No, c'è dalle Alpi all'Everest. Questo è da leggere. Volevo parlare anche delle strade rotte, non so, ma Luigi di Corte rotte e Maria, ci volevo parlare. Ci volevo parlare. Ci c'è un uomo, ma se non è in campessetto, ci potevano parlare molto. Pure io in campessetto mi dico. Ma fai tu pomodoro? No, ci chiamano Mario. Ha rubato tu pomodoro. Quando ne hai rubato il pomodoro. Quando ne hai rubato il pomodoro. Io di frutti che hai rubato a sé, i pomodori che mi piacciono a sé, però rubare significa che no, me li mangiavo là, portavo un pane, cioè la persona che prende anche un acino d'uva, sì, lo so, vabbè, però un pane lo diceva che è belluva, bello, certo, cosa su la corsa di andata, e sta a vedere l'uva, è così. Non esagerato. Quindi il 24 mandi questa che è per. Vabbè, tu vieni, fate quella sorpresa che dobbiamo fare. Chi sono gli ospiti dello c'è sorpresa? Sì, vabbè, c'è la band di Martina Cavagna di Laura Pausini.
Bella. il grande Alfredo il tenore, abbiamo in riserva un grande artista di fama italiana, nazionale, che è uscito a Canale 5, alla Rai, però ci farà una sorpresa. Beh, le solite cose le solite cose che volevo dire, le solite personaggi a costo zero che sposano il nostro progetto, perché sia ben chiaro che se non era per qualche amico sponsor qui non si faceva niente. L'hai visto come ti hanno trattato? Ma non ci interessa, noi vedi, queste sono le soddisfazioni, un tuo amico che da Rimini che ci segue sempre, che vengono a Barletta francesi, grazie a noi. Ma sai quanti barlettani che stavano fuori sono venuti apposta a Barletta dopo tanti anni, perché io gli ho dato l'input. No, mica, ci giova di giacchi. No, sono le cose che facciamo. A volte noi non siamo mai in grado di dare i meriti agli altri, ci va perché si bravo. Noi saremo ricordati dalla brava gente, dalla buona gente, dal nostro popolo. Ciao, facciamo le pizze, Donato Corvace, buongiorno! Io cattivo. Io canto, Donato Corvace. Come non ha candele, tu ne? Ah, Donato, sì, ho capito chi sei. Ciao Donato! Donato, a candele, e vieni a candele, zio! Tanto ti ho sentito, sei in gambissima. Barri? E sei a Barletta a vesta, c'è più bello del ci fotografa che da mani, bello. Barletta, io adesso no. Vi ho provato. Si bene. Barletta. Ci stanno le orecchiette. E ci sta pure un monopolio di sigarette. Per esempio io parlavo con Vicky che è di Treviso, ha detto voi ci avete tutto, ma voi ci avete veramente tutto, il sole, il mare, poi per pochi, no, dice per pochi, avete il sole, il mare, le gelosie, per pochi euro la serata te la fai, cioè, capito? Dice, però una persona che viene vanno a fare e gli hanno pochi euro. Una persona che viene da 1500 km e ti dice queste cose, perché non preservarla? Perché non farla diventare più bella? Poi non vogliamo parlare delle solite persone, perché ragazzi io mi sono rassegnato pure io. Fammi finire il discorso. Mi sono rassegnato pure io perché il zozzo e la zozza è sempre stata. Se uno è zozzo, è zozzo. Solo che con la differenziata si vede ancora di più. Ecco. E se vengono beccati e vengono multati, vediamo se... No, quando gli tocca il portafoglio non fanno più quelle cose. È quello che dico io. Io ora non do più la colpa ai zizzosi e alle zizzose, io do colpa alle istituzioni che devono far pagare, Tu fai un atto del genere. Allora, se tu mi fai una multa di 500 euro, eccoci, siamo ritornati con la scorta di Raffaele Rizzi. È possibile, è finito un giga. Ma ci sei boh. Comunque stiamo dicendo i vigili non si possono compromettere con le... Non è che non devono, non si possono, perché qui a Barletta si vige il fatto, tu mi affettavo, ti faccio un discorso. Per esempio, questa è un'altra vergogna. Vedi vedi dove è arrivato questo? Questo è esproprio, ancora la nave. Ma stiamo scherzando, ancora la nave, questo è esproprio. Poi è oscuro qua, Poi sai quanta gente fa l'incisione? Ma veramente in giro della città. Ma stiamo scherzando. Sembra Donato Franco. Poi Dona, buongiorno a tutti, dimmi tu. No, Nina, non lo fanno perché là praticamente è stato il manager che gli doveva fare un regalo, però io mi posso. Sì.
Andate praticare. Oh, no, continuiamo a farci questo Sì, buongiorno. lo so. La città è vuota, le spiagge pure. Ok, Ragazzi, lo vediamo. sabato Guarda, e domenica io ci sono saranno in 47 diretta del buongiorno. ci saranno 47 gradi. Ci saranno 47 No, gradi no, sabato e sì, domenica. questo E lunedì questo scemo 50. proprio. Beh, siete- Ecco qua, Sabato e domenica 47, lunedì 50 gradi. un'altra chiamata. E domani rispondi. Michele, buongiorno, siamo in diretta su Barletta Vest, mi dica. Sto arrivando. Va bene, arriviamo. Ma mi sta aspettando un po' il grattone che mi ha fatto un Ma po'. tu, Scusa mamma, hai ragione. Beh ragazzi, buon Ferragosto, anche sotto la pioggia, buon Ferragosto. Ma sai che non me lo ricordo il Ferragosto così? Ma forse perché sto sempre Io fuori. me lo ricordo, però non con la pioggia, io mi ricordo bruttissimo tempo, vento, Vento è coperto. coperto, Con la bravissimo. pioggia mai. Ma la pioggia io sinceramente no. Comunque, Enzo Delvi sta lavorando. Sì, oggi sta a Trinità, al San Francesco, come si chiama quella? Ah, sì, tempo San Francesco. Oh, quello, attenzione, quest'anno L'hai visto quando in ghiaccio? Quest'anno diciamo che il turismo è stato Io domani ancora. parto, domani vado via, vado a Porto Cesareo, ti vado a fare 4-5 Quella giorni. cosa che hai accumulato? No, quella è un'altra cosa. E poi ragazzi l'anno prossimo faremo la crociera di Barletta Vest, per sapere. Papà come no, ma C'è. Non mammare. E poi vi dico la barzelletta, va bene. Va bene, dai Raffaele, io Lello, grazie. ti ringrazio per la tua compagnia e le tue pillole di saggezza, perché sei una persona, no, veramente, hai fatto dei frangifurti e hai trovato il lato positivo e non è nelle cose negative, la tua infatti è una bella cosa, io ti sto facendo i complimenti. se va denigrare, È vero, sono d'accordo, io infatti è sbagliato, faccio schifo, però è una cosa buona. infatti ti sto facendo i complimenti Raffaele. Ma poi stanno chi che stanno della mattinata sopra Mi saluti la mamma e papà che ti voglio bene. Oggi non hanno fatto nulla perché anche loro. Io ci bambini fatto questo fuori. Cristiano state al balcone. C'era la musica, se vedo. Vi auguriamo un buon Ferragosto e Buone ragazzi ferie. non pensate che ho vinto, ne sacchi di problemi, i problemi sono quelli di Genova, quelli sono i veri problemi. Veramente. Non le cattiverie, le ingiustizie, le cose, perché ce ne sono tante. Soprattutto le gelosie. E le gelosie. Viviamo della giornata. Viviamo la giornata e ricordiamoci che abbiamo solo una vita, Perché potreste rinascere. e sorridete. E tu che la dini, strigi i gengei. Ciao, buona ragazzi, giornata a buona tutti. giornata, buon Ferragosto.